Ciao a tutti, era da un sacco che non facevo un video su YouTube. Cerco di essere il più riassuntiva possibile perché sarà un video pieno di argomenti, di cose da dirvi, di novità. Allora, eh, da dove inizio? Dalle cose che ho qui. Intanto mi presento per chi non mi conoscesse, io sono Cristina, sono nata con una sindrome genetica rara, la sindrome di Noonan, che causa diverse malattie in tutto il corpo, dolori cronici, io ad esempio ho una miocardia ipertrofica ostruttiva al cuore, sono stata operata al cuore, sono stata operata agli occhi, ho problemi gravi ai piedi, problemi alla circolazione, mi hanno rimosso l'utero con un'isterectomia tenendomi le ovaie con le cisti, però me le hanno tenute per un discorso ormonale, se non sarei andata in menopausa troppo giovane e mi mancava solo quella. E diciamo che ogni giorno la vivo svegliandomi, sentendo quello che ho, come sto e mi sono sempre chiesta, ma perché faccio così fatica a svegliarmi alla mattina? Non possono essere solo i dolori fisici, non può essere solo la depressione, non può essere, come dice lo psichiatra da cui vado da anni, il bipolarismo o essere borderline o la depressione maggiore o sono solo una persona troppo sensibile. Allora, per quanto riguarda mh, la disabilità, io quest'anno sono ufficialmente disabile e ho preso per il prossimo viaggio, sì, ho detto viaggio perché io quest'anno a gennaio ho fatto il mio primo viaggio della mia vita e per il prossimo ho preso il cordoncino Sunflower, non mi ricordo più il nome in inglese, ma The Hidden Disabilities, le disabilità invisibili, dove dietro puoi scrivere nome, un contatto e le disabilità che hai, perché chi ha delle disabilità invisibili come me, sapete quante volte ci siamo sentiti. Perfino la fotocamera oggi vuole andare in ferie. Sapete quante volte ci siamo sentiti dire ma sembra che stai bene, ma tanto sei giovane, ma per chi ha una malattia degenerativa, una malattia genetica, l'età è relativa, l'età non conta. E io dico sempre, io sono stata operata a 20 anni con dei problemi agli occhi di una persona di over 60. Qui ho la novità, sono a rischio glaucoma, ma pensiamo positivo. Siccome non posso più operarmi agli occhi perché ho delle... se mi opero divento cieca, sicuro. Queste sono le lenti a contatto per vedere da vicino e per vedere da lontano. Cosa succede? Seguitemi. Con quelle per vedere da lontano io metto gli occhiali da vista per vedere da vicino, da vicino. E con quelle per vedere da vicino metto gli occhiali per vedere da lontano e in più ho questo paio di occhiali che è un jolly che non vedo bene e quindi immaginatevi cosa il casino ed è l'unica a 33 anni non avere più la possibilità di essere operata, di risolvere questa situazione agli occhi almeno. Poi cosa è successo? Un'altra novità. Ho, l'anno scorso, beh, sapete che
sono stato operato al cuore, ma comunque, scusate, perché le lenti a contatto? Perché ho il vitreo artificiale. Quando ho avuto i distacchi di retina, mi hanno fatto la vitreoctomia, cioè mi hanno aggiustato la retina, mi hanno operato la cataratta in entrambi gli occhi e mi hanno messo un vitreo artificiale. Un vitreo artificiale cosa significa? Che non riesco più a mettere a fuoco. Tipo io non riesco a mettere, neanche la fotocamera riesce a mettere a fuoco. Ecco, quindi a me servono degli occhiali, non mette a fuoco, servono degli occhiali. O metterai a fuoco la tazza, figa somare? Ah, la tazza va in mona, la mette a fuoco però. Ecco, io non riesco a vedere così, capito? Mi servono gli occhiali e le lenti a contatto. Comunque, parlando dei problemi al cuore, è successo che ho la bradicardia, nel senso, dopo l'ultimo esame all'Holter, io sentivo che sempre, io ho la pressione bassa perennemente. Sen- Sentivo che ovunque, mentre camminavo, mentre stavo sul divano, mentre guidavo, avevo come degli svarioni. Avete presente quando vi alzate e vedete nero quei 3-4 secondi, però siete consapevoli, fate, vi riprendete e ok. Però se guido in quei 3-4 secondi, finché sono in mezzo ai campi, posso andare dentro un fosso, posso mettere le 4 frecce e fermarmi, però se sto guidando in una città, sono un gran pericolo. Quindi io potrei ancora guidare, visto che con gli occhi ci vedo con le lenti a contatto. Il problema è il cuore e non c'è soluzione. Ora vedremo nelle prossime visite future se dovrò rioperarmi, se non si sa cosa succederà. E, scusate, poi cosa succede? Quando hai queste bradicardie, sono arrivata con gli esami dell'Holter anche ad avere meno 30 battiti al minuto e poi di colpo 150 battiti. Perché? Perché il cervello dice al cuore, cuore, guarda che qui manca ossigeno, manca sangue, dagli una bella un po' di techno e mi parte l'aritmia, mi parte la tachicardia a 150 e quello è il pericolo. Quello è il pericolo perché in una malattia genetica come la mia, come la miocardia ipertrofica, i dottori guardano il male minore. Io da anni prendo il Lopresor, il metoprololo, cioè quella pastiglia che mi abbassa ancora di più la la pressione, cioè sto proprio tipo modalità zombie, e per evitare un infarto, perché è meglio svenire che, che l'infarto. Altre cose nuove, oltre alla tazza meravigliosa che vi metto il link in descrizione, le ho fatte io. È stato un anno di grandi cambiamenti. Scusate, è caduto un attrezzo. Ho ricominciato a prendere in mano la chitarra, non so se la vedete, le chitarre. Ho ricominciato a dipingere, a fare tanto sport, ho iniziato a fare box, kickbox, fitbox, ho iniziato a fare palestra e il mio corpo ne risente tanto perché io ho capito, io ora ho una risposta per come sono qui. Ho scoperto di avere la DHD con spettro autistico. Adesso devo... Oddio, mi viene da piangere. Allora, mi sono scritta tutte le cose delle neurodivergenze, cose ADHD e neurodivergenze del tipo
piccole cose, che mi dimentico i nomi, che non ho memoria, che sono una persona a cui serve una routine, che sono molto ripetitiva, che faccio dei movimenti e non mi accorgo di farli, e poi ci sono certe terminologie tecniche che mi sono scritta, tipo il masking, il mascherare la propria... non riesco, ragazzi. Il disadattamento per compensare le mancanze e pressioni sociali che ci vengono richieste. Ansia e fobie sociali, conseguenze di mascheramento. Ecco cosa ecco. È una strategia di difesa il masking, è un comportamento a compensazione che la persona decide di attuare in maniera più o meno consapevole per mascherare un comportamento che la persona percepisce di essere non adattivo, di non essere adatta a questo mondo. E il sovraccarico emotivo, quando io mi parlo troppo o mi ammutolisco, anche quello ha un nome. Per quello sto tanto tempo da sola, perché noi abbiamo tanti sensi di colpa, perché siamo molto impulsivi. Poi siamo consapevoli di quello che diciamo, di quello che facciamo, e per tutta una vita io mi sono sentita così, per questo chiedo scusa a tutte quelle persone, tutte quelle amicizie, tutte quelle relazioni che ho rovinato a causa mia, a causa dei miei problemi, che ora so quali sono. E, e questo senso di colpa ce l'avrò per tutta la vita. Noi abbiamo sempre un senso di colpa perché ci sentiamo sbagliati in questo mondo. E dico subito quello che penso e rischio di dire cose sconvenienti e offensive per l'altra persona, che invece di essere spontaneo si trattiene e va in evitamento, e qui mi ammutolisco perché so che se dico qualcosa, qualcosa non va mai bene, e qui parte anche il sentirsi insicuri nella vita perché quello che dici, quello che fai non va mai bene. E invece di essere spontaneo, si trattiene e va in evitamento. Va in evitamento e quindi si ammutolisce. E quindi posso deciderlo in maniera consapevole di ammutolirmi. Oddio, consapevole di stare zitta o meno, non lo so, però sono consapevole, sì, spesso di stare zitta in molte occasioni in cui vorrei dire tante cose. Come con le decisioni, l'impulsività, io non ho la dopamina che funziona in maniera regolare. Io ho la dopamina che va a picchi, che sale, che scende, e qui causa, diciamo, anche gli stati d'animo tristi, la depressione, l'insonnia, i sogni ricorrenti, iperrealistici, il focalizzarsi su un lavoro e dimenticarsi di mangiare, e stare su un... tipo, se io modifico un video, se io sto al PC o faccio palestra,
faccio qualcosa che mi piace, che mi stimola tantissimo, io mi dimentico di tutto, mi dimentico di mangiare, di bere, e non abbiamo la percezione del tempo. Però io non arrivo in ritardo, è successo qualche volta, io arrivo in anticipo. E se per esempio durante la giornata abbiamo un appuntamento alle 5 di pomeriggio, io per tutta la mattina fino alle 5 di pomeriggio io non devo fare niente, io non me la sento di fare niente perché devo tenermi pronta per quell'appuntamento. Io già la mattina mi preparo per quell'appuntamento ed ascoltando, seguendo nei social altre persone che hanno questa problematica, io mi sono rivista, e questa è l'importanza del parlarne, questa è l'importanza di condividere le nostre esperienze, e qui capisco anche che come ho scoperto la mia sindrome 10 anni fa, da sola, e sono andata dal medico di base a farmi prescrivere la visita dal genetista perché sapevo di avere questa sindrome, io sono sicura, io ero sicura da sempre di avere una forma di autismo, una forma di ADHD, perché neanche lo psichiatra, neanche i dottori si non capivano che cosa avevo. Dalla depressione al borderline a non hai niente, no, non è che non ho niente. E, ok, la sindrome di Noonan, io ho trovato delle ricerche su internet, vediamo se riesco, dalla casistica piemontese, dalla neuropsichiatria infantile, ospedale Regina Margherita di Torino. La presenza della gravità della disabilità intellettiva può essere in parte predetta dal genotipo, e sapete che la sindrome di Noonan ha varie mutazioni genetiche. E valutazione, c'è scritto, c'è scritto qua, aiuto, valutazione per ADHD e funzioni esecutive raccomandata nei bambini con sindrome di Noonan per facilitare interventi appropriati e ridurre l'impatto nelle attività di vita quotidiana. Peccato che io ho 33 anni e la mia sindrome di Noonan l'ho scoperta a 23. Io da bambina, chi mi seguiva, chi mi stava dietro, chi si prendeva cura di me, chi mi educava, o avevano solo paura di mettermi in una campana di vetro solo perché ero strana, ma non riuscivano, non volevano, non avevano tempo per studiarmi, per trovare una soluzione a questa bambina che è così strana. Comunque è raccomandato un assessment in epoca prescolastica di ADHD e sintomi ansioso-depressivi. E l'alessitimia, l'incapacità sia di riconoscere sia di descrivere verbalmente i propri stati emotivi e quelli altrui. E io ho detto, quante volte io mi ammutolivo, dicevo non ho niente, non so come spiegartelo, che ho queste sensazioni e non so come dirtele, non so come spiegartele perché non trovo le parole, e ci sono momenti in cui mi sento veramente una persona fredda e
cattiva perché non sono empatica e non riesco a capire gli altri che mi raccontano le loro cose e non capisco le loro emozioni e poi ci sono momenti in cui sono talmente sensibile che piango per un tramonto, per vedere la luna, quando parlo con un amico, quando mi ricordo qualcosa, quando per qualsiasi piccola cosa io mi emoziono. Vedete, questi sono dei ritratti che mi hanno regalato delle persone a cui voglio tanto bene, che mi seguono, e ad ogni ritratto, come vedete nel mio profilo Instagram, che li ho spacchettati mentre piangevo, io cercavo di trattenermi, ma io piangevo. Continua questo studio: il disturbo dello spettro dell'autismo, disturbo del neurosviluppo eterogeneo biologicamente determinato, caratterizzato da deficit persistenti nella comunicazione e nell'interazione sociale e da pattern di comportamenti o interessi o attività ristretti e ripetitivi. Cos'è che fanno quelli che hanno la DHD? Fanno cose ripetitive. Quindi, quindi la sindrome di Noonan, io sono nata con la sindrome di Noonan e sono nata ADHD con spettro autistico perché 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 eh, fa parte del- della mia sindrome. E tutto questo, la malattia, e questo, io l'ho scoperto da sola per poi, per poi, come, no, quando ti dicono Cristina, ma ce le hai tutte, quasi. Eh, Se mi arriva il glaucoma, penso di averle proprio tutte. Eh, quindi, oltre alle giornate in cui mi sento iperattiva, alle giornate in cui vorrei stare a letto e non vedere nessuno, stare nel mio nido, nel mio spazio, a fare le mie cose. E qui ci sono cose di spagnolo, di autismo, i sovraccarichi emotivi e sensoriali. Quanto mi ci rivedo. Il meltdown è l'esplosione, è una perdita di controllo, sono comportamenti bruschi, attacchi di panico, non si riesce a comunicare e quando si è finito si è coscienti di quello che si è fatto e quindi si ha imbarazzo e sensi di colpa. Questa sono io. Tantissime volte ho rovinato amicizie, ho perso persone che amavo a causa di questo, perché tu non ti rendi conto, ma io le offendevo perché ad esempio perdevo un treno, avevo gli attacchi di panico in treno, per questo non prendo mezzi di trasporto, anche per questo, perché non vedo bene. E, e gli dicevo stammi alla larga perché se no io divento cioè ti offendo. Avevo bisogno del mio spazio per riprendermi, per assimilare. E dicevo cosa ho combinato, cosa sta succedendo, come si fa a spiegare questo? Gli shutdown, che a me mi vengono in mente gli sciottini, è la chiusura, shutdown. Quando mi chiudo, quando non parlo, non interagisco, non ho interesse.
anche questo, e il burnout va molto, non solo chi è autistico ha l'ADHD, ha la sindrome di burnout a causa dell'eccesso di stress, di lavoro. ehm, E qui ti dice bisogna avere una vita equilibrata, ma io ti direi grazie al cazzo. Cioè, nel senso, avere una vita equilibrata, scusi, vabbè, ok. Del masking ne abbiamo parlato, eh, che è una strategia di difesa. Lo stimming, che cos'è lo stimming? Guarda, vi faccio vedere. Lo stimming è tutto quello che ci fa sfogare, che ci fa star bene, dipingere, suonare, ascoltare musica, avere il nostro spazio, il nostro fare delle cose che ci fanno star meglio, che ci fanno riprendere. E ora ve lo dico in maniera più tecnica: comportamento autostimolatorio, insieme di movimenti. Io molto spesso mi metto a ballare in casa da sola, mi metto le cuffie, dove sono mi metto le cuffie, i cuffioni, e mi metto a ballare in casa. Azioni ripetitivi che una persona compie per autoregolarsi, calmarsi o gestire stimoli sensoriali intensi. Io quest'anno per la prima volta nella mia vita, a parte qualche sagra, al concerto di Fabri Fibra nel 2018, ho detto Cristina, se dobbiamo... Chi ha paura di vivere non vive mai, quindi viviamo, no? Ho fatto 3 concerti, ho visto i Bring Me The Horizon, ho visto Marilyn Manson, perfino la fotocamera non ce la fa più. Comunque dicevo, parlavamo delle dipendenze, anche lo shopping compulsivo, la scarica di dopamina che ti dà comprare, poi ti penti perché dici oddio, e come ve la pago la bolletta adesso? E poi mi compro il microfono perché voglio cantare, voglio fare i corsi, voglio fare questo, voglio fare tantissime cose, e poi forse ne metti in pratica una e ne finisci una. Eh, Anche dal cibo. Infatti io ho disturbi alimentari, dall'anoressia al sovrappeso, al binge eating, dal non mangiare per giorni a svuotare il frigo con la spesa per una settimana in 2 giorni. Ci sono delle soluzioni come il body doubling, cioè avere una persona a fianco che ti aiuti a fare le cose in cui tu ti senta più motivata piuttosto di farle da sola. Il problema è che io vivo da sola, quindi non lo so, ho l'amico immaginario. Io ho scritto tante altre cose. Questo sarebbe il quadernino di spagnolo, che ho imparato lo spagnolo. Ah, odiamo cucinare. Io la trovo una perdita di tempo, quindi prendiamo sempre cose già pronte. Mangiamo in piedi, mangiamo seduti per terra, mangiamo nella scrivania mentre lavoriamo. Perché sono in iperfocus e molto spesso mi dimentico. ehm, la mancanza di autoregolazione, sentirsi sempre stanchi, non ci autoregoliamo,
dormiamo, l'insonnia, i sovraccarichi sensoriali, emozionali, il sentire troppo, l'emozionarsi e non riuscire a spiegare fino, fino ad esplodere. La DHD è una bomba perché si ama troppo, si è troppo, si piange troppo, si sorride troppo, si parla troppo poco e, e io non so spiegarvi dop- i cambiamenti, le scelte impulsive, il rasarsi i capelli, il farsi i tatuaggi, il programmare un viaggio la notte, a mezzanotte, e ti dà quella scarica di dopamina, mi capite? Avere poi il caos improvviso, quella cosa che, wow, oddio, oddio che bello, oddio, e sei tutta sovrastimolata, che poi ad un certo punto ti serve, vai in crisi, vai in crisi. Però quando hai dei compiti da fare in cui hai una scadenza, quelle sono delle belle cose per chi ha la DHD, perché vai in iperfocus, ti concentri in tutto quello che devi fare entro 2 ore e lo fai da Dio, lo fai top. Le scadenze, lo stare tra la gente che ci sovraccarica, ci sovrastimola, però dipende perché io la vivo in una maniera diversa, perché la gente a volte mi ferma, mi conosce e questo mi fa piacere, ma mi sovracarica, mi sovrastimola ancora di più perché il masking, se io dico, ma se io spiego certe cose nei video, dico le mie problematiche, perché la gente, soprattutto gli uomini, mi fermano per strada nonostante io abbia le cuffie, mi bloccano. Per me è come un'allerta, un trauma, mi blocco, io faccio la maleducata, prendo, vado via, è come... poi io dico, caspita, la mia impulsività, potevo essere gentile, potevo salutare e poi queste persone, soprattutto uomini, vanno nei social a scrivere la Cristina è una stronza, la Cristina è antipatica, ma se vedessero tutti i miei video in cui parlo, se sapessero veramente la realtà com'è, e invece loro guardano i video che gli fa comodo, il parlare con la gente, il parlare con la gente, il parlare davanti la gente. E dico, io è come se mi vedessi in uno specchio e dico, ma come mi metto? Come lo sto guardando? Mi si è messo in quella posizione, magari mi metto anche io in quella posizione così sembra che sia più interessata a quello che dice, mi sposto verso di lui perché lui è di là, quindi così, ma chissà che faccia avrò le caccole, avrò una cosa sui denti e mi faccio un sacco di problemi, ci facciamo tanti problemi. E faccio tutto in una volta, non per pigrizia, ma per l'ansia, perché l'ansia ci dà la dopamina, quella... no? Quello, come viene in mente Bip Bip, il coyote che va veloce e ti dà quella Fast and Furious proprio. E io sento che sono troppo.
Sento che sono troppo intensa, troppo impulsiva, troppo sensibile, troppo tutto e è stato come... la finisco qua perché sennò dura 80 ore questo video. Io... è come se avessi scoperto la mia... la sindrome di Noonan, però per la seconda volta. Una cosa che sai già di avere, però adesso la sai ed è tutto collegato, dici ecco perché mi comporto così, ecco perché faccio questo, ecco perché non mi capiscono, ecco perché è così difficile per me vivere una vita come gli altri, perché gli altri non mi capiscono. Ecco perché faccio certi comportamenti, perché sono così sensibile, perché faccio talmente tante cose per tenere impegnata la mia mente iperattiva, la mia mente iperattiva che non mi fa dormire. La mia mente è iperattiva, però il corpo no, perché ho le cicatrici, perché ho i dolori cronici, quindi, quindi però cerco di fare box lo stesso e di mettere sotto sforzo il mio corpo perché i problemi sono i dolori, la vista, ma per il cuore io sì, quando mi sforzo troppo sento che sto male, mi manca tanto il fiato, ma quell'adrenalina che mi dà dare calci, fare la kick, il kickboxing, fare palestra, mi alza il battito cardiaco e, ed è, e non sto male a livello fisico perché ho i muscoli che vibrano, ho la cicatrice che mi fa male, torno a casa e sento i muscoli distrutti e io già prendo un sacco di farmaci, tantissimi farmaci, psicofarmaci, farmaci per il dolore, ehm, farmaci per dormire, farmaci per stabilizzatori dell'umore, farmaci per il cuore. E io vi aspetto nei miei social, magari ve li scrivo qui. Scusatemi, scusatemi, mi scuso con tutte le persone che ho perso, che ho trattato male e ne sono consapevole, io vi chiedo scusa. Quest'anno sono successe tante cose, tanti lutti e i lutti non sono solo la perdita di un papà, ma anche la perdita di una persona che ti dava la motivazione, ti dava la dopamina ogni giorno per riuscire ad andare avanti. E quando la perdi resti ossessionata da questa persona. Ma per lui tu sei una pazza. Poi, scusatemi, io spero che qualcuno mi capisca. Ditemi nei commenti la vostra esperienza. Mi ha fatto tanto piacere fare questo video
iscrivetevi al canale, vi metto il link della tazza sotto nell'info box. E da buona veneta vi dico, vai buona. Dalla vostra Spider-Woman.